Monica Scarpa, amministratore delegato del gruppo Save, che gestisce Venezia, Verona, Treviso, Brescia e Charleroi. Per quanto riguarda il master plan di Venezia, investimenti per 2 miliardi da qui al 2037. Gli investimenti principali riguardano l'ampliamento del terminal, che sono circa 700 milioni di euro, circa altri 300 milioni sono l'ampliamento dei piazzali di parcheggio aeromobili e poi altri 300-400 milioni sono legati alla transizione energetica, così come la chiamiamo in senso ampio, che prevede sia la realizzazione di un importante impianto di agrofotovoltaico, ma anche poi la trasformazione dell'attuale centrale di rigenerazione all'idrogeno e la transizione energetica in senso lato.